E buonasera a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Cyber Comics, bentornati in una nuova puntata di Holocron Book Club. Finalmente, e sono contentissimo di poterlo dire, finalmente trasmetto in diretta dalla sala di Reading Bay 15 dedicata ai video alle dirette. Il fondale dietro di me è quello che, se già ci seguite su YouTube, nei nostri video siete abituati a vedere, ma finalmente questa sala dove mi trovo e che era stata pensata per poter andare in diretta, finalmente si può prestare alla cosa grazie al essenzialmente miglioramento della connessione internet che prima qui in questa saletta non prendeva. Adesso ce l'abbiamo fatta, quindi i potenti mezzi tecnologici ci hanno aiutato e finalmente possiamo trasmettere, fare le dirette qui dalla sala dove era stato pensato, con l'illuminazione come era stata pensata, e quindi sono ovviamente molto molto contento e molto fiero di questa cosa. E quest'oggi a Holocron Book Club ci concentriamo su un fumetto, come sempre, uscito il mese scorso, quindi a ottobre 2025 in Italia. Che cos'è Holocron Book Club? Per chi non lo sapesse, per chi per qualche strano motivo fosse la prima volta che capita su questi lidi, Holocron Book Club è la nostra diretta mensile in cui il quarto lunedì di ogni mese andiamo ad approfondire un singolo libro o un singolo fumetto di Star Wars uscito in Italia nel mese precedente, in maniera tale da darvi un po' il tempo e il modo di approfondirlo anche voi, di leggerlo e di discutere con noi questa sera. Per cui se siete qui che ci state seguendo in chat, ovviamente salutateci e noi saremo felici, io oggi sono da solo, sarò felice di confrontarmi con voi. Partiamo quindi dalle informazioni informazioni editoriali riguardante Darth Maul Black, White and Red, che è appunto quello di cui parliamo questa sera. Non ho ancora un'edizione italiana, spero questo weekend di recuperarla a Cartoomix Milan Games Week, ma ho delle variant da mostrarvi. Questa del numero 1 e anche questa qua dell'otto del numero 2. La variant dell'otto è firmata da Gabriele a Lucca Comics and Games 2024, questo bel pennarello dorato. Mentre invece la variant del numero 1 con un Darth Maul in versione muscular, direi, disegnato dal grandissimo Frank Miller, che ha realizzato un po' di cover di Star Wars con questo suo, diciamo, stile contemporaneo che sta adottando, che ha adottato sicuramente anche diciamo figlio un po' delle sue condizioni di salute attuali, purtroppo. Questo bellissimo Darth Maul è invece firmato, qua non si vede molto bene, ma è firmato da Stefano Raffaele, disegnatore invece degli interni di questo numero 1. Ma quindi, come vi dicevo, parliamo di questo Darth Maul Black, White and Red della sua edizione italiana. Intanto è disponibile, è uscito il 16 ottobre, quindi praticamente un mesetto e una settimana fa, ed è disponibile in italiano nel formato di brossura olandese. Che significa brossura olandese? Significa un brossurato di grande formato, quindi 23 x 33 cm, più o meno come il Darth Vader Black, White and Red che vedete qui dietro di me. Ve lo prendo un secondo. Ecco qua. Questo è il formato, quindi il formato brossurato, in grande formato, con alette, scusatemi, senza alette, ma morbido. Vedete, è molto 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 flessibile. Qua vedete la costina come è realizzata e si chiama questo brossurato olandese. Lo rimettiamo sul suo supporto perché si piega in un attimo. Il volume costa 26 euro ed è una miniserie canonica, autoconclusiva, direi anche antologica. Cosa significa tutto ciò? Quindi è una miniserie che si compone di 4 numeri, il volume raccoglie tutta l'intera miniserie e è antologica perché i 4 numeri raccontano 4 storie
autoconclusive e non c'è un filo conduttore tra i 4 albi. I 4 albi sono anche realizzati in realtà da un team diverso per ogni albo, sia per quanto riguarda la sceneggiatura che per quanto riguarda i disegni. Qual è l'altra particolarità di questo volume? È che, come tutte le serie che Marvel ha realizzato con il brand, tra virgolette, Black, White and Red, si tratta di una miniserie in cui, dal punto di vista artistico, esistono soltanto 3 colori, o comunque 3 tonalità, più che colori, 3 tonalità in tutto il volume, in tutti gli albi, che sono appunto il bianco, il rosso e il nero. Questa particolarità permette secondo me, come spesso accade con le limitazioni in un campo artistico, queste limitazioni danno origine anche a una creatività, una sperimentazione maggiore. Questa secondo me è una verità un po' in diversi campi in cui si ha a che fare con la creatività. La limitazione spesso stimola la creatività e sicuramente lo fa nelle pagine di questo fumetto, in cui non sono tanto le storie ad essere importanti, sono appunto 4 avventure di Darth Maul al servizio di Darth Sidious, ambientate tutte prima di episodio 1, la minaccia fantasma. E sono missioni che hanno, diciamo, gradi diversi di interesse. Adesso andremo a vederle nel corso di questa chiacchierata questa sera. Intanto ciao José Manuel, ciao, hello there. E l'aspetto principale di questa miniserie, così come anche di Darth Maul, Black, White and Red, e adesso sta uscendo di Boba Fett, Black, White and Red, è l'aspetto artistico, i disegni, le tavole, la composizione, ed è per questo anche che in Italia viene proposto in un formato del genere, un grande formato, serve proprio a valorizzare ancora di più queste tavole ed è sicuramente, questo è poco ma sicuro, ecco. Veniamo quindi a approfondire un po' gli avvenimenti e i disegni, ovviamente, di questa miniserie. Il forse più grande difetto di Darth Maul, Black, White and Red è che, almeno personalmente, gioca la sua miglior cartuccia al primo numero. Cosa voglio dire? Secondo me il primo albo, quello scritto da Benjamin Percy e disegnato da Stefano Raffaele, è in assoluto il migliore dei 4. È il migliore dei 4 sia da un punto di vista della storia che da un punto di vista dei disegni. Perché è il più interessante, secondo me, sicuramente dipende dai miei gusti. Il primo albo ha delle tinte horror molto, molto forti, ma non solo horror, è un horror di tipo cosmico, molto Lovecraftiano nei temi, molto Lovecraftiano nelle scene che vengono anche rappresentate. La storia è che Darth Maul viene incaricato da Darth Sidious, che è un po' la premessa un po' di tutti questi albi, di raggiungere un trasporto prigionieri che è essenzialmente sfuggito al controllo di Sidious e catturare o in questo caso catturare questi prigionieri. Chi sono questi prigionieri? Fanno parte tutti di un ordine chiamato l'occultazione finale, non so in italiano come sia stato tradotto, mi dispiace. Che sono un gruppo essenzialmente di cultisti guidati da 3 figure e che fanno affidamento al caos della forza, all'aldilà della forza, lo stesso aldilà in cui si ritroverà poi il Qui-Gon Jinn e verrà guidato dalle sacerdotesse della forza, quelle che abbiamo visto in The Clone Wars, eccetera, eccetera. È molto suggestivo, secondo me, proprio nel mostrare questi orrori, perché
la nave è stata praticamente presa, è stata controllata da questo culto e i carcerieri sono se non morti, quelli che sono ancora vivi sono completamente terrorizzati e la loro testa è completamente ricolma di questo orrore, di queste visioni della forza oscure, del caos anche. Ed è molto bello il contrasto che c'è e che viene proposto, no, tra un lato oscuro che vuole controllare la galassia, che vuole dare ordine alla galassia, per quanto sia un aspetto negativo, l'impero di Palpatine vuole, e la dottrina di Palpatine vuole controllare, vuole dare ordine alla galassia. Invece qua c'è un aspetto totalmente caotico della forza, e non parlo del lato oscuro, ma parlo effettivamente della forza, perché sono gli stessi cultisti che dicono di non seguire né un lato né l'altro, ma è tutta la forza insieme e il concetto di caos, di al di là e di caos. L'ho trovato molto suggestivo, e anche gli antagonisti di Maul, che non sono sicuramente brave persone, a differenza magari di alcune delle altre storie, adesso le vediamo. Qui Maul ha a che fare con delle creature, comunque degli antagonisti, da un punto di vista narrativo, che sono pericolosi tanto quanto lui, e che Maul sconfigge grazie soprattutto all'astuzia e anche alla sua stessa paura, cioè la paura di questo qualcosa di ignoto. Il compito di Maul è quello di catturare questi cultisti, ma Maul preferisce eliminarli perché ne ha timore di quello che potrebbero scatenare nella galassia, e assume la responsabilità, se si assume la responsabilità di questa scelta davanti ai desideri del suo maestro. L'altra cosa che fa molto bene questo albo è scavare un po' nella psicologia di Maul. Secondo me è stato molto facile, come dire, leggere questo albo e risentire la voce di Sam Witwer di The Clone Wars. Questo è un Maul che parla molto dentro di sé, e questo suo dialogo interiore ben si sposa con la caratterizzazione di Maul che abbiamo poi visto in The Clone Wars, quindi questo l'ho apprezzato molto. Dal punto di vista artistico è fenomenale. Stefano Raffaele è un ottimo disegnatore italiano ovviamente, e in questo volume, in questo albo, perdonatemi, si sbizzarrisce con delle tavole davvero grandiose, con delle soluzioni anche molto molto elaborate anche da un punto di vista poi del colore, che ne è aggiunto successivamente, però molto spesso è la stessa spada di Maul a illuminare gli ambienti, e questa cosa è molto ben evidenziata. C'è molta dinamicità, ci sono tanti piani alla Clint Eastwood sugli occhi, le stesse creature, gli stessi cultisti sono francamente molto inquietanti e hanno davvero un che di Lovecraftiano nella rappresentazione, quindi io l'ho apprezzato particolarmente. E il problema, tra virgolette, che è secondo me la storia migliore dell'albo, del volume, che comunque è un buon volume e che io promuovo sicuramente, però si gioca la sua miglior cartuccia fin dall'inizio. La seconda storia è una storia invece molto diversa, dove Maul è l'antagonista. Essenzialmente Palpatine ha incaricato Maul di spazzare via una colonia su una certa luna o su un certo pianeta. Vediamo tutto dal punto di vista di questi abitanti della colonia, che sono tutti ex criminali, ex combattenti, che si sono dati, come dire, una forma di convivenza civile all'interno del perimetro della Repubblica, in questa colonia su questo pianeta. Maul qui è nella sua versione più sterminatore, più Terminator, no? Va avanti e uccide tutti. C'è una certa dose di astuzia, e secondo me il lavoro che in questo caso ha fatto Mark Russell, lo sceneggiatore, i disegni invece sono di Carlos Nieto. Secondo me il lavoro che fa Mark Russell è di rendere in poche pagine, tutto sommato, perché si parla di 32 pagine per albo, interessanti questi altri
questi personaggi, questi abitanti della colonia. Non era banale farlo, non ci si affeziona a nessuno evidentemente, ma la narrazione sceglie un punto di vista secondo me interessante, quello dell'unico medico della stazione, che poi si scopre, questo è ancora un bel twist, non fare il medico per competenze o per studi, ma perché era l'unico che voleva farlo, che era disposto a farlo. E si chiude anche, ed è l'unico albo dei 4, che si chiude anche con una nota di speranza, quindi un po' più positivo, nonostante Maul evidentemente stia compiendo una strage. Meno suggestivo qua l'utilizzo del colore, secondo me molto bene, però anche i disegni in sé per sé molto bene, appunto meno suggestivo rispetto al primo albo l'utilizzo del colore. E per quanto riguarda invece ecco il numero 2 è, ripeto, quello con la copertina dell'8. Per quanto riguarda invece il terzo volume, il terzo albo, è scritto da Erika Schulz e illustrato da Leonard Kirk e Andres Mossa, con copertina di Sara Pichelli. Anche di questo ho l'albo inglese, ma l'ho già prelevato per Milan Games Week Cartoonix, che si terrà questo weekend. Tra l'altro, parentesi, ci troverete presso lo stand di guerrastellari.net tutti e 3 i giorni, con un po' di gadget, un po' di stampe, segnalibri, adesivi, cose varie, soprattutto tanta voglia di chiacchierare dei nostri libri e fumetti preferiti. Per cui, se ancora non avete piani per questo weekend, venite su a Milano e passateci a trovare. Oltre a noi ci sono anche una marea di artisti interessanti, c'è Panini, c'è la più grande area Star Wars all'interno di una fiera di Star Wars in Europa, penso, a livello di metri quadri. Ci sarà il raduno dei Mando Mercs europeo, è sicuramente una grandissima occasione per i fan di Star Wars, quindi non mancate. Dicevo, c'è ospite anche Sara Pichelli e quindi ho prelevato l'albo per farlo firmare e spero se riesco a lei, che ha realizzato la copertina. In questo terzo albo vediamo un Maul che torna a essere un pochino più in prospettivo, pur mantenendo la sua funzione di assassino. La cosa che mi è piaciuto, diciamo, del primo albo era anche che lo scopo di Maul non era ammazzare tutti, ma era catturarli. In questo caso lo scopo di Maul è assassinare una persona che sa che, o comunque ha scoperto che Palpatine ha dei traffici loschi. Non ha capito che Palpatine è Darth Sidious, ovviamente, ma ha capito che non è il senatore perfettino di Naboo di cui cerca di dare a vedere. Maul in questo caso appunto fa l'assassino, ma la particolarità di questo terzo albo è che ha un po' si fa delle domande su quello che il suo maestro gli ordina. E questo è, secondo me, l'aspetto principale che rende interessante questo albo. Dal punto di vista artistico e grafico, secondo me bene, ma tutto il volume, secondo me, è ben disegnato. Forse il più debole è l'ultimo, il numero 4. Anche questo terzo molto bene. Utilizzo del colore buono, un po' più standard degli altri, perché comunque tutta la vicenda si svolge di giorno, i personaggi sono quelli che hanno la pelle di colore rossa, insomma, meno suggestivo degli altri. Però un buon livello di introspezione su Maul. Secondo me, come scrittura, è al secondo posto dei 4, penso. Probabilmente se la gioca a pari merito con il numero 2, per motivi diversi. Appunto, uno approfondisce molto meglio Maul, mentre invece il numero precedente, ve l'ho detto, ha una storia, un corollario di personaggi un po' più interessante.
Venendo invece al quarto albo, il quarto albo è scritto da Greg Pak e disegnato da Luca Pizzari, scusate, e Will Slaney. Will Slaney è abbastanza una garanzia, mentre invece i disegni di Luca Pizzari non mi hanno fatto impazzire. In generale, in realtà, neanche la storia di Greg Pak mi ha entusiasmato. La storia è che Maul viene inviato in un pianeta dell'orlo esterno dove è presente un tempio Sith per meditare in silenzio e in tutta calma, finché non arriverà Sidious. In realtà su questo pianeta stanno stanno cercando di rendere questo pianeta una località turistica e quindi c'è un sedicente sindaco che essenzialmente dà fastidio agli altri abitanti, chiede loro dei pagamenti o una sorta di pizzo o comunque un racket e fa anche un sacco di casino, di rumore proprio per costruire alberghi, locande per accogliere dei turisti. Fa tanto casino e Maul continua a dire che lui vuole stare in silenzio e cosa fa per rimanere in silenzio? Poi alla fine essenzialmente cattura, ammazza questo sindaco, ammazza poi anche dei turisti, diciamo dei cacciatori di Frodo che sono in visita in questo pianeta. Essenzialmente Maul continua ad ammazzare tutti finché Sirius arriva e finalmente lo trova in tutta tranquillità. Storia secondo me deboluccia e non viene neanche accompagnata da dei disegni che sono sempre all'altezza, anche con questo cambio di stile tra i due disegnatori io non l'ho particolarmente apprezzato. Quindi una parabola un pochino discendente del volume come qualità, come interesse, ma per quanto mi riguarda è comunque un volume che è sicuramente ben più che discreto, direi buono, gli darei un 7,5 tra una cosa e l'altra, spannometricamente. Sicuramente le parti più interessanti sono quelle dove si approfondisce un po' Maul. Lo sapete anche se ci seguite da tanti anni, e magari anche sul sito, che Maul è sempre stato raffigurato come una macchina fin dal fumetto disegnato da Ian Dursema, che è uno dei miei fumetti preferiti da un punto di vista artistico per quanto riguarda Star Wars, ma spesso è mancata un po' di psicologia, un po' di sostanza a questo personaggio, che poi è stato sviluppato successivamente, soprattutto con The Clone Wars, molto di più. Questo fumetto fa un buon bilanciamento e secondo me, se siete anche neofiti dell'universo a fumetti di Star Wars, ma intrigati dal personaggio di Darth Maul, questo è un volume abbastanza innocuo che non richiede la conoscenza di chissà che cosa, ma vi lascerà sicuramente con tante suggestioni positive. Da un punto di vista artistico, appunto, è molto valido ed è molto ricercato anche, per cui anche se siete interessati più a quella parte e magari siete come dire, poco interessati ai fumetti di Star Wars in generale, ma un po' di più all'arte dei fumetti, questo è un volume che secondo me potreste tenere in considerazione, sicuramente accompagnandosi anche a Darth Vader Black, White and Red, che aveva anche delle splendide tavole di Peach Momoko, anche lei ospite a Milan Games Week Cartoomix 2025. Bevo perché il monologo si fa sentire. E in realtà, per quanto mi riguarda, se non ci sono particolari commenti, e non mi sembra che dalla chat ci siano, in realtà tutto qui. Vi ricordo però i prossimi appuntamenti, come sempre. La prossima puntata di Archivio Jedi sarà lunedì 8 dicembre, quindi l'Immacolata, non mancate, mentre invece la prossima puntata di Holocron Book Club sarà lunedì 22 dicembre. Vedendo le uscite possiamo forse già farci un'idea di che cosa parlare e probabilmente potremmo proprio parlare di Cavalieri Jedi numero 1,
o parlare in generale della battaglia di Jakku. Vediamo un po', c'è anche le guerre di Lucas, di cui sarebbe bello parlare. Vediamo un po' che cosa decidiamo di fare. Ci sono tanti argomenti interessanti e magari il mese prossimo magari non sarò solo e riusciamo a decidere meglio in redazione. Io comunque vi ringrazio moltissimo per chi di voi ci ha seguito in diretta questa sera, quindi grazie mille dell'ascolto. Ringrazio moltissimo anche tutte le persone che recupereranno questo video, che immagino sarà uno dei pochi che parla di Darth Maul, Black, White and Red in italiano su YouTube, su internet. In ogni caso, grazie mille per l'attenzione. Io, come sempre, vi auguro delle buone letture e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao a tutti e buona serata.